Oggi 31 febbraio, anno Dominis Tecum. Amici, aspetta sera, buonatori, benvenuti a Te le romperò. Presenta Ovidio Lin. Iniziamo con la cronaca. Spettacolare incidente nelle pianure di Monti. Un camion arrasa il suolo facendo la barba ai pali sul ciglio della corrugata cunetta, sita al lato opposto della destra, mentre al lato sinistro si ode tuttora uno stridio di rottami all'unisono. Le amministrazioni del locale hanno aperto un'inchiesta dalla finestra, le donne del nucleo pulizie indaga. Ancora cronaca. 2 invasori tiscali sono stati fuori stato, titicamente statici, i 2 entrambi strambi, ma appartenenti alla setta del Bacco di sotto col botto, per giù corrotto. Tutto ciò negli istituti di pena sia di sinistra che di destra il pertugio sarà sondato. Inchiesta sulle leggi a Porcellum. Il ministro Freddi Rolli e il ministro Bei Furboni si sono divertiti ieri l'altro a bersi il soro riscaldato. Oltre alla solita minestra, Giancalda Carfogna, la serata si è sconvolta a Palazzo di Sgrazioli, il tutto con contorno di ottima musica, al ciuffo la pelle la Minetti insiladò sul sofà. 2 anziani sono stati trovati defunti morti senza vita, in posizione amplessale missionaria. Da rigor mortis si sospetta che i non più viventi amanti, oramai trapassati i remoti gerundio del verbo non più in vita, si deduce che i 2, comportandosi in maniera non consona nel rapporto ultra 180enne, 90 anni l'uno, dedicandosi a spinte pelviche ultra selvatiche tra spagnole e natiche, perciò constatato il decesso, il medico perplesso ha così concluso che sono morti per l'amplesso, ad un lampo riflesso, concludendo svelto e spesso quanto sono stato fesso. Tra me e me torno a ritroso, sono morto e mi riposo, come voleva mia moglie, gli ho però levato le voglie. Finiremo tra il cemento e i fiori a vedere radici ed annusare brutti odori. Spostare più non mi posso perché ho lei addosso. Agito! Che cosa mi tocca fare per campare? Tocca fare il telegiornale, pulire i bagni, È una cosa incredibile nella vita. Mannaggia, guarda un po', lascio qua. Beati, telegiornale di mattina, telegiornale di sera, quando tutti se ne vanno devo pulire, devo fare una cosa pazzesca, una cosa non se ne può più, non se ne può di questa vita, ma comunque io abito qui e arrivederci. Adesso vi leggiamo una massima di Papa, cronaca dei giorni nostri. Oggi si critica in malo modo i nostri giovani. Che volete che sia per uno spinello che sarà mai per un paio di pasticche di crack? Dicasi che sono problemi? No, è molto bello vederli saltare le inferriate dei parchi a mezzanotte, affumazzati di bevanda, schiamazzate alle 4 del mattino. Tanto voi genitori quando andate di giorno a lavoro, loro i vostri pargoletti diciottenni dormono sonni sereni. Per svegliarsi poi al pomeriggio ancora assopiti del lungo sonno, diamo loro la paghetta della settimana e lasciamoli fare al dimentico l'ipoide, gli regaliamo il telefonino, il computer, che non manchino nel bagaglio dei nostri baldi giovani. In paese dobbiamo aprire poi un museo per esporre gli attrezzi agricoli usati nel passato secolo. Come? Zape, orbadas, apicus, pabias. Così i nostri baldi giovani potranno fotografare con il loro telefonino di ultima generazione. Buonanotte bambino, buonanotte mammina, anche se a letto io vado di mattina. Vi leggiamo ora una massima politica. Si stava bene quando si stava peggio. A Tergo nel tempo rimembrando nel passato, il passato era rosso. Caio disse a Tizio, questo è solo l'inizio. E Tizio disse a Sempronio, non dir menzogno, farai i conti col demonio. Astuto e demagogo, pur favellando luoghi comuni, or tuttora immuni. Tanto ora mangerete penne all'arrabbiata e figo morisca, con spine e toto. Prego, gradisca.
Per fortuna non ti ho votato, oltre al cappellaccio che non porto, giusto le antenne, scusate, quindi chapeau, lo posso fare solo con i pantaloni. Si noterà dal mio umile viso anale una menopausa retale dovuta senz'altro al lungo tempo accomodato nella poltrona di pelle, fatta dal sotto del toro. Però che lavoro! Vota e fai votare, intanto con lo sforzo vado a defecare, prima o poi il seme dovrà pure uscire e col seme partorirò figli più stronzi di me. Ma guarda un po', te mi tocca ammazzare anche le mosche col DDT non me ne comprano, non ci sono soldi. Sempre la solita storia, mi tocca pulire, ammazzare le mosche. Ah signore, comunque, un'altra qua. Tanta razza di ho studiato all'università, secoli e secoli, DDT lo metto qua, mannaggia. Per niente, mi tocca pulire, fa, sistemare. E uno poi si dà all'alcol, ma perché? No, per salute. Argumeste, bufale documenteste, Va bene, andiamo a riposare adesso, andiamo al biello, il DDT, ammazzare le mosche che... A domani il telegiornale, Ovidio Linda, dimentichi. Là.